Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a questa piccola live del vostro maestro veneziano per parlare di due libri che non possono mancare nella biblioteca dell'esoterista che sta ricercando la strada del ritorno a casa tramite la Kabbalah. Io ho già parlato di Nada Adar Crivelli, un grandissimo divulgatore di Kabbalah, un maestro, il quale ha scritto parecchi libri, ma oggi vi voglio presentare due best buy che non possono mancare nella biblioteca di un kabbalista. Il primo, che avete già visto molte volte, che propongo, è questo, costa 28 euro, ha qualcosa come 400 pagine e in alcuni capitoli parla dell'anima gemella, importante soprattutto per quelle persone che credono nell'anima gemella. Questo libro è importantissimo, è proprio una base semplice, soprattutto per cabalisti cristiani. Il secondo, sempre di Nada Adar Crivelli, è questo qua, è il secondo. Infatti questo qui costa 22 euro e è sempre edito da Psiche 2, quindi questi due libri non possono mancare nella biblioteca del vero ricercatore. Nada Crivelli è un grandissimo divulgatore e anche un bravissimo scrittore. Qualsiasi cosa che lui divulga tramite questi libri sono abbordabilissimi, possono essere capiti da chiunque abbia una voglia di imparare, una sete di imparare. Si trovano nelle migliori ebook shop online tipo Marco Librassi o il Giardino dei Libri. Per quanto invece riguarda gli ebook di Marietto Veneziano di De Gadda, vi ricordo che si possono comprare nel sito capitano.arterista.org. L'ultimo, che è già comprabile, nel senso che non è preordinabile, ma si può subito comprare nel giro di pochi giorni, viene fatto, è l'ebook di Radionica Magica. Magia costa 50 euro e tranquillamente si basta pagarlo tramite PayPal e viene spedito appena si sa la data di nascita dell'acquirente, così che si estraggono i numeri pubblici. Il secondo, che è in fase di elaborazione ed è già stato e si può già pagare 75 euro sul sito capitano.arterista.org, è in fase di elaborazione, è un ebook molto importante e per chi vuole farsi un bel regalo per Natale può farsi 75 euro, è abbordabilissimo per tutti e li vale tutti, no? Poi voglio rispondere ad alcune domande che alcuni amici mi hanno fatto per via dei riti e quant'altro, no? I riti operativi di alta magia non sono dei riti semplici, ci vuole molta, come si dice, conoscenza, molto pratica come si suol dire, il luogo ideale per poterlo fare, che si potrebbe chiamare tempio. Potrebbe essere anche tranquillamente un ufficio, ma con delle caratteristiche e delle vibrazioni particolari che solo dopo un lungo periodo di purificazione si può raggiungere. Certo che ci sono maghi che usano anche la cucina o la camera se hanno spazio lì e non hanno la possibilità finanziaria di proprio avere un luogo solo dedicato ai riti operativi di alta magia. Poi voglio rispondere anche, come si suol dire, ad altre persone che in PVT mi hanno chiesto se per fare i riti di alta magia operativa ci vuole il cerchio, la spada, se ci vuole tutto, ci vuole il triangolo magico, ci vuole tutta quell'attrezzatura che ogni mago e ricercatore del vero deve avere proprio per difendersi e per portare il proprio stato vibrazionale alle altezze con cui si vuole parlare con i geni. È chiaro che se uno vuole parlare con un genio basso, in teoria, ma dico in teoria, non avrebbe bisogno di niente, ma poi sì, chiaramente tutto ha un costo a livello spirituale e quindi si va a finire che al posto di diventare un mago si diventa praticamente uno zerbino di questi geni bassi. Quindi lo sconsiglio vivamente di seguire quei personaggi che predicano il voodoo o l'udu o tutto quello che gira su alcuni social di basso livello, di basse vibrazioni, perché magari si possono sì raggiungere in fretta alcuni obiettivi, ma poi dopo il costo è altissimo. Infatti anche Franz Bardon in uno dei suoi libri parla proprio in modo chiaro di questi maghi che fanno contratti
per avere, come si suol dire, potere, e a un certo punto poi viene il conto a pagare. Quindi quando le persone mi contattano e dicono: ma io ho sentito, ho visto un video di quel mago, ho letto in un forum di quel mago che fa così e cos'ha, è vero, certe cose possono essere fatte, ma hanno dei costi altissimi nel tempo, no? Quindi bisogna sempre stare lontano da certi suonatori di piffero o certi giullari di corte, perché alla fine chi paga è chi si salta su questo trenino. Quindi il vostro Marietto per oggi vi ricorda questi due libri, Introduzione alla Cabala e la Via Regale. Sono due libri, il primo, questo, costa 28 euro e il secondo costa 22 euro, e sono dei libri importantissimi per chi si avvicina per le prime volte alla Cabala. Chiaramente ho fatto anche vedere nei giorni scorsi dei libri di Michael Lydman, che secondo il mio punto di vista, modesto punto di vista, è uno tra i più grandi divulgatori di Cabala filosofica. Questa è più che altro una Cabala cristiana che va benissimo per le prime rudimenti, in cui spiega molto bene, in dettaglio, in modo pragmatico e analitico, il cammino che ogni persona dovrebbe fare per raggiungere la sede. Vi ricordo anche che ci sono in vendita i ciondolotti amuleti da 150 euro con le impregnazioni vibrazionali. Quelli che l'hanno già pagato, vi ricordo che sono in lavorazione e entro un mese vengono spediti a casa per raccomandare. Quelli che l'hanno già preordinato per il prossimo arrivo dovranno un po' aspettare, ma come sapete non dimentichiamo nessuno, soprattutto quelli che giustamente lo hanno già pagato, preordinato. Bene cari amici, io penso di aver detto tutto. Se avete delle domande particolari potete farle sotto nel video, oppure se volete fare dei consulti e pagamento 20 euro, 45 minuti, si parla di Sibilla oppure di qualsiasi altra cosa tramite indagini radiostesiche col pendolino. Ricordo anche che il Marietto non fa incantesimi a pagamento, ma fa solo riti operativi di alta magia oppure d'agide, e si valuta passo per passo col committente quale strada bisogna intraprendere per raggiungere certi obiettivi. Ci sono clienti che magari all'inizio pensano di fare un rito operativo di propiziatorio e poi magari lungo il cammino della strategia si cambia e si va a operare con la Dagida o per tempistica o per la praticità, o perché magari il committente non ha ben chiaro come si dice, la potenzialità di un rito propositivo che una Dagida, cioè sono due cose complementari che si possono usare tutte e due, ma diciamo che un rito di solito deve essere più scadenzato. La Dagida invece raggiunge in minor tempo possibile un obiettivo, soprattutto se si influisce sulle persone, ad esempio se una persona vuole dimagrire oppure se una persona vuole essere raggiunta da un'altra. Invece un rito propiziatorio è un rito che, appunto il nome lo dice stesso, propizia qualcosa che nel tempo deve perpetuare. Cioè, vi faccio un esempio. Io parlo sempre che i riti propiziatori bisogna farli quando le vacche sono dentro le stalle. È un racconto metaforico per dire che quando la gente sta bene bisogna sempre mettere in conto che bisogna costruire una difesa per i tempi peggiori. E un esempio semplice è quello dei supermercati. Nei supermercati c'è sempre una percentuale di quel prezzo che uno paga, in cui questa percentuale è data per quelli che rubano i prodotti o per quei prodotti che vanno a finire male, nel senso cadono, si rompono e quant'altro. Quando noi viviamo dobbiamo sempre tenere una percentuale del nostro lavoro, di soldi chiaramente, per poter, o in assicurazioni varie o in riti, per poter in un certo senso perpetuare il nostro benessere. Chiaramente quando le persone raggiungono gli esoteristi di solito invece è perché non hanno mai fatto riti propiziatori, ma c'è stato proprio una debacle, no? Una caduta, o che magari il compagno è scappato, o che la compagna è scappata, o ci sono problemi con i vicini, o ci sono problemi legali di varia natura, o case vendute, insomma c'è tantissimi casi in cui praticamente non si va dall'esoterista quando si è con la pancia piena, ma si corre dall'esoterista come ultima istanza quando si è provato a
bussare a tutte come si dice, porte, dall'autore, magistrato, all'avvocato, alle forze dell'ordine, e quando non si ha una risposta adeguata alle proprie aspettative, allora si bussa alla porta dell'esoterista. Il problema è che bisogna bussare alla porta giusta e poi bisogna utilizzare i metodi giusti, no? Quindi quando una persona si rivolge all'esoterista deve sempre tenere presente che lui sta arrivando praticamente scarico, sia magari economicamente che a livello energetico, e quindi molto probabilmente è più debole di quando era partito o stava bene, no? Quindi il vostro marietto vi dice sempre: quando bisogna attivare i riti, si attivano quando i riti propositivi o i riti di benessere, diciamo così, quando le vacche sono dentro le stalle. Si possono anche fare dei riti semplici economici, nel senso che uno magari sta bene in famiglia, si fa il rito dell'alloro o qualsiasi altro tipo di rito fai da te. Quando invece vuole andare sul sicuro, vuole attivare anche energie alte, no? Dove lui non può arrivare il singolo per il semplice fatto che magari è mancante di conoscenza, allora chiaramente si interpella un esoterista di fiducia, mago di fiducia, e si chiede un rito propositivo, insomma un rito di benessere per la propria famiglia. Alcuni sono di Venere, alcuni anche di Saturno, di Marte, insomma di Giove soprattutto, o del Sole, no? Ci sono vari riti che le varie persone possono in un certo senso attivare per il benessere della propria famiglia, proprio anche il benessere della propria attività. L'ho già detto tante volte, ci sono multinazionali che periodicamente ogni mese hanno uno staff di maghi nella propria pancia che praticamente perpetuano, no, questi riti propositivi di benessere per l'attività, per gli uffici, per il personale e quant'altro. Bene, che amici, io ho detto tutto, vi ripeto ancora, la via legale non può mancare, e introduzione alla cabala. Sono due best buy di libri fatti editi da Psiche 2 e scritti da Nada ad Archibelli, e non possono mancare. Il primo costa 28 euro, il secondo 22. Questo parla anche in alcune pagine, in alcuni capitoli, dell'anima gemella, spiega molto bene cos'è l'anima gemella, così quelli che pensano che esista la fiamma gemella, dopo che hanno letto Nada ad Archibelli, si rendono conto che l'unica nostra possibilità di ritornare al Keter è avere l'anima gemella con noi, cioè praticamente complicato. Bene cari amici, grazie di aver seguito Manetto Veneziano, e alla prossima, ciao!